casa siciliana, amici di Sportissimi, benvenuti a Geraci Sicuro. Buon pomeriggio da parte di Nicola Cinungo. Le due formazioni, Geraci si schiera con il 3-5-2, porta Barbagallo, presa a 3 composta da Catin, Tessale e Cusso, linea di centrocampo a 5. Stagionale classe 2004, e di riferimento Gonzales, le due mezzali, Buona Maison e Giovagnoli. A sinistra gioca Valor, attacca 2 posto da Guadagnoli e Fernandez. A disposizione di Gaetano Mirko, Macaluso, Zafonte, Signo, Lopizzo, Tripiano, Sapienza, Abdelaim. Alla prima convocazione stagionale Rudonia e poco risponde la Don Carlo Musilmeri di Giuseppe Timigna, 4-3-3. Timigna zoom porta, difesa 4 formata da destra verso sinistra da Ferrara, Cosentino, Pellegrino e Ferrara, omonimo del terzino destro. Il play basso romano, classe 2005, le due mezzali sono Lavardera e Federico. In attacco il tridente offensivo formato da Girgenti, Matera e Lucera. A disposizione di Tuminia vanno Chinnici, Logerfo, Virzi, Scattareggia, De Caro, Penaik, Mancuso, Cerniglia e Bonanno. L'arbitro è Antonio Gabrielaba della sezione di Caltanissetta, coadiuvato dai due assistenti Giuseppe Trefiletti di Acireale, Davide Orazio Belfiore sempre di Acireale. Ultimi check da parte del direttore di gara che dà uno sguardo al cronometro. Capitano! Capitano! 4! Davvero tutto pronto e si va, è iniziata Geraci contro Don Carlo Musilmeri. Il primo possesso in favore dei padroni di casa, subito rimessa con le mani per la Don Carlo Musilmeri. Ferrara va con le mani, fa vedere Matera, Hawk Bonda, cambio di gioco, a cercare Buona Maison che non controlla, rimessa con le mani la seconda. Un giro di pochi istanti per la Don Carlo Musilmeri. Matera ancora viene incontro. Prova ad allungare la squadra di Tuminia. Barbagallo, portiere classe 2002. Quarta giornata di eccellenza che si è aperta nel pomeriggio di ieri con la vittoria della Nissa sul Pro Favara 2-3. Prova a sbracciarsi dentro l'area di rigore Guadagnoli. Messa con le mani per il Geraci. Tocco da parte di Romano, il primo calcio d'angolo della partita in favore della squadra di Mirtu. Va a battere Gonzales. Va Gonzales, corto, pallone che sfila, non arriva nessuno, poi da fuori il tentativo da parte di Bonda. È stata una deviazione secondo il direttore di gara e quindi secondo calcio d'angolo della partita per il Geraci. Era uno scempolo cercato da Gonzales, il pallone è sfilato poi dall'altra parte. Bonda ha provato a calciare verso la porta, difesa da Zummo, ancora colto il Geraci. Gonzales, lo scarico, cross nel destro, spizzata del capitano, la chiama Zummo, la fa sua per far ripartire immediatamente la Don Carlo. Il pallone è lungo, si
distendersi il Geraci. Tumigna che ritrova Cosentino in difesa, assente per squalifica nelle prime 3 giornate indisponibili Pastorella e Pace, entrambi squalificati. La versione dalla destra, colpo di testa da parte di Guadagnoli. Zummo si distende, la mette in calcio d'angolo, terzo della partita per il Geraci. Il colpo di testa di Guadagnoli, la parata di Alessio Zummo e altro corner per la squadra di Gaetano Mirto. Gonzales dalla bandierina, pallone che gira sul secondo palo, la sporca Zummo, sì, pallone deviato, altro corner per i padroni di casa. Si prende qualche secondo per battere il Geraci. Guadagnoli prova a controllare, pescato in posizione di fuorigioco. Calcio di punizione affidato ad Alessio Zummo. Classe 93-24, le presenze in Serie D per Zummo, una anche in Coppa Italia con il Benevento nella stagione 2013-2014. Porta inviolata contro il Pontedera per Alessio Zummo. Ferrara, il controllo da parte di Federico, riesce a tenere il possesso il Geraci con Valor che spazza, pallone deviato, ci prova da fuori Ferrara, direttamente sul fondo, la sua conclusione. Va al rinvio Barbagallo, arrivato quest'estate dopo l'esperienza con la maglia dell'Aquila, il portiere classe 2002. In passato ha vestito le maglie di Canicattì e Giarre. Messo fallo da Fernandez, fallo di mano. Ferrara, Pellegrino, cerca centrale, Matera, poi indicata, il taglio, occasione incredibile per la Don Carlo Misilmeri con Girgenti, pescato al di là della linea di difesa avversaria. Girgenti non ha trovato lo specchio della porta, ma che occasione, la prima ghiotta per la Don Carlo all'8° minuto di gioco. Laterale per la squadra di Tumigna. Matera prova a guadagnare centimetri, ultimo tocco però il suo, quindi Ogbonda viene in contro Guadagnoli, prova a distendersi la Don Carlo. Ferrara gioca nello stretto, la squadra di Tumigna. Matera non è sporcato, poi Romano prova a mettere ordine, a cercare Lucera, si alza la bandierina del secondo assistente, fuori gioco di Raimondo Lucera.
che in passato ha giocato nel Palermo di Rosario Pergolizzi, il primo Palermo dell'era Dario Mirri, e suo anche il primo gol all'esordio sul campo del Marsala. Nel 2021-2022 l'esperienza per Lucera in Serie D con il Troina, 5 presenze, 2 gol e un assist per l'esterno d'attacco di Tumminia, che poi ha fatto rientro alla Don Carlo Misilmeri. Matera prova a cercare proprio Lucera. Pogbonda con le mani, viene incontro Fernandez, lo scarico, poi Fernandez si improvvisa regista da una parte all'altra, il Geraci con Valor che prende metri, un po' lungo il pallone, si impegna a tenerlo in campo comunque, poi Fernandez commesso in attacco, buona Maison. La cavalcata, poi il pallone è messo al centro, in qualche modo Fernandez fa in attacco, quindi si riparte dai piedi di Alessio Zummo. Sono volati i primi 10 minuti di partita tra Geraci e Don Carlo Misilmeri qui allo stadio Santissima Trinità, inaugurato il 25 agosto 2022. All'inaugurazione ha fatto anche parte Teresa Mannino e poi i vertici regionali FIGC Sandro Morgana e Lillo Andolina. Calcio di punizione in favore del Geraci. Largo Giuliano, largo! Bressan, buona Maison, imbucata a cercare Guadagnoli, c'è anche Valor, arriva Fernandez che poi incestica sul pallone. Dall'altra parte là Don Carlo Misilmeri con la corsa di Matera, l'esperienza di Bressan, classe 98, mette la testa il capitano del Geraci. Buona Maison, spazza alle parti di Guadagnoli che è partito in posizione regolare, c'è Pellegrino su di lui, arriva anche Costantino, tiene palla Guadagnoli, lo accerchiano i difensori della Don Carlo, fischiato fuori gioco qui, sembrava essere partito in posizione regolare l'attaccante numero 9 2002 del Geraci. Tra l'altro ufficializzato 2 giorni fa, arrivato dalla San Cataldese, il giovane attaccante, attenzione perché siamo dall'altra parte come Lucera che mette il pallone in mezzo, un po' in ritardo Girgenti. Altra occasione qui da registrare per la Don Carlo, dicevamo di Guadagnoli, attaccante con alle spalle esperienze nelle giovanili di Lazio, Salernitana e Cagliari, ufficializzato proprio 2 giorni fa dal Geraci. Pogbonda, il palleggio della squadra di casa. Gusso va per vie centrali, Guadagnoli scarica con il mancino, poi l'imbucata a cercare buona Maison, calcio di punizione per il Geraci da una mattonella certamente interessantissima per la formazione di Gaetano Mirto. Il Geraci che è ancora a 0 punti, un solo gol fatto, 6 quelli subiti queste prime 3 partite di campionato. L'unico gol l'ha realizzato il capitano Bressan contro l'Accademia Trapani.
14esimo. C'è Bonamaison sul pallone. Anche Cardin. Si prepara ad uno schema. Geraci fischia l'arbitro, botta da fuori da parte di Giovagnoli para Zummo. In presa bassa il portiere del Missile Mary. Zummo sceglie la soluzione corta per Ferrara. Bravo la Bardera a venire incontro al compagno. L'ultimo tocco è da parte di Bonamaison, quindi messa laterale. Girgenti ha provato a mettere in mezzo, deviazione. Calcio d'angolo, sì, per la Don Carlo Missile Mary. C'è Romano sul pallone a saltare Cosentino, Matera, è salito anche Pellegrino. Va Romano sul primo palo, pallone che passa, non arriva il tap-in vincente, ma che occasione qui per la Don Carlo. Altro corner dall'altra parte, stavolta va Lucera a battere. Cori dei tifosi della Don Carlo Missile Mary a sostenere la squadra di Tuminia. Corner battuto, messo fuori da Giovagnoli. Poi Romano cerca Girgenti. Pellegrino guadagna fallo con esperienza qui Bonamaison. Bressan, Gusso, viene cercato Valor sulla corsa, arriva prima Zummo. Pellegrino, il pressing di Fernandez. Attenzione qui alla palla recuperata da Guadagnoli, che poi si defila un po' troppo. Su di lui c'è Cosentino, ultimo tocco da parte del difensore della Don Carlo Missile Mary. Ogbonda è lungo ma non abbastanza, è lunga ma non abbastanza la sua rimessa. Poi altro cross da parte del classe 2004, Zummo chiama il pallone e lo fa suo. Fallo commesso da Fernandez. È rimasto giù Ferrara. Si rialza il terzino della Don Carlo. Cosentino sceglie la Bardera. Ferrara. La Bardera dall'altra parte a cercare Lucera. Ogbonda va più lontano che può. Romano mette giù, non in modo impeccabile. Ultimo tocco proprio da parte di Romano. Valor, Gonzalez, Lucera arriva prima di Ogbonda. Attenzione, prova ad accendersi, si trascina out la palla.
Gusso, Bressan prova a cercare la corsa di Valor, è di fatto 1-2, non arriva il numero 3 del Geraci, rinvia dal fondo per la Don Carlo. Con calma Zummo, quando siamo nel 20° minuto di partita, 0-0 tra Geraci e Don Carlo Misilmeri. In contemporanea le sfide tra Accademia Trapani e Mazzara 46, Aspra Folgore, Casteldaccia Castellammare, Mazzara Super Giovane Castelbuono, Oratorio San Ciro Giorgio contro il Folgatore, poi Unitas Sciacca Athletic Club Palermo, che era in testa alla classifica prima dell'anticipo giocato tra Pro Favara e Nissa, con la vittoria della Nissa grazie ai gol di Pagano, Berrera e Semenzin. Calcio di punizione per la Don Carlo. Federico apre da Ferrara, Lucera ancora per Ferrara, 1-2, protegge la difesa all'uscita di Barbagallo. Giovagnoli prova a venire dentro al campo con il pallone, recupera la Don Carlo, Cosentino, colpo di testa di Matera, Bressan prima di Girgenti, stacco di Guadagnoli, buona Maison, salta Ferrara, entra quasi in area di rigore, torna prepotentemente su di lui Ferrara, calcio d'angolo per il Geraci. Va Gonzalez a battere il centrocampista di Gaetano Mirto, classe 96. Va Gonzalez, Bressan, ancora Bressan. Vantaggio del Geraci che sblocca la partita. Al 21° minuto il secondo gol di campionato di Bressan. Ancora lui dopo il gol contro Accademia Trapani. Bressan porta in vantaggio il Geraci. Qui l'unico ad aver segnato in questo campionato. Adesso in fiducia il Geraci. Fernandez rientra, buona Maison, ce l'ha sul sinistro Valor, Gonzalez ci prova da fuori qui Giovagnoli, para Jumbo e si salta il pubblico di Geraci sicuro. Momento di fiducia per la formazione di casa. Bressan che dopo il gol contro l'Accademia Trapani aveva dichiarato avrei preferito vincere piuttosto che segnare. Oggi si ripete, secondo gol di campionato. Fernandez prova con il colpo di tacco a servire Guadagnoli. Fallo segnalato dal primo assistente del direttore di gara. Calcio di punizione per la Don Carlo. Bressan, leader anche dal punto di vista difensivo, è il primo ad arrivare. Ferrara
Matera prova la spizzata, Ferrara ancora di testa, finisce giù Girgenti, non c'è nulla secondo il giudizio del direttore di gara. Poi Bressan con l'esperienza fa carambolare il pallone addosso a Matera e guadagna secondi preziosi dopo aver siglato il primo gol di questa partita. Ferrara lamenta un tocco con il braccio, prova ad approfittarne, poi le lamentele del pubblico di casa, è stato fuori gioco. Ferrara Cosentino, Fernandez deve provare a mettere giù il pallone, poi Giovagnoli che apre da Ogbonda, si ripropone il 10 in scivolata, ferma tutto Pellegrino. Signor arbitro, lei odia i poveri! Mascalzone! Bruto! Fallo in attacco di Guadagnoli. Si abbassa la Vardera. Cosentino. Ferrara. Finisce giù. Era finito giù Bonamaison. Poi qualche screzio di troppo con Ferrara. Al pubblico di casa, l'arbitro chiama il rapporto. Sia Ferrara che Bonamaison facendo gli animi. Cartellino giallo sia per Ferrara che per Gonzales. No, a stuzzicarsi Bonamaison e Ferrara. Prendiamo uniti dunque Gonzales e Ferrara. Quando siamo nel 28esimo di gioco. Busso sul punto di battuta, apre da Cardin che taglia il campo. Bonamaison lascia il pallone a Valore che poi grosso sul secondo palo. Zummo ci mette i pugni. Partita che si è un po' incattivita dopo l'episodio qualche istante fa. Cosentino. Lucera ha invertito gli esterni. Tuminia. Lucera adesso gioca a destra, mentre Girgenti a sinistra. Ferrara, beccato dal pubblico di casa. Bonamaison in surplus, imbucato Guadagnoli, arriva prima Zummo, l'altro Ferrara, Pellegrino, Romano 2005 titolare
della Don Carlo. Lucera, cerca di mettere un po' di ordine il Misilmeri con l'esperienza di Cosentino. Lucera, Matera con il destro se la porta dentro l'area, poi calcia il numero 9 della Don Carlo direttamente sul fondo il suo tentativo. 5, è tua sta palla, 5! È sua, non ti ha fermato! Non ti ha fermato! Barbagallo, il tocco di Bressan, poi l'estremo difensore del Geraci cerca Guadagnoli, lascia scorrere Ferrara. Matera, imbucata di Federico a cercare Lucera che tiene il pallone in campo, ancora il 10, finta su Bressan, passa Lucera con il mancino, deviazione e calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri. Guizzo di Raimondo Lucera. Si incarica poi della battuta, c'è anche Romano sul pallone, andrà lui il numero 4 del Misilmeri. Va Romano sul primo palo, mette fuori la difesa del Geraci. Quindi Ferrara apre, Fernandez viene incontro, poi l'imbucata da parte di Giovagnoli, recupera il possesso la Don Carlo, prende il corridoio Pellegrino, ultimo tocco il suo, sfortunato qui il difensore centrale del Misilmeri. Bressan, Romano, Matera si allaccia Bressan, finisce giù Matera, punizione per la Don Carlo, è rimasto giù però anche Fernandez, occorre l'intervento dello staff medico del Geraci. Marcio Fernandez, portoghese, classe 2001, proveniente da Lu Santiago, squadra che milita nella Primera División cilena, il massimo campionato. Adesso punto di riferimento dell'attacco di Gaetano Mirto. Lucera e Romano. Punto di battuta. Siamo lontani, uno solo in barriera. Va lo stesso Lucera, colpisce in pieno Bonamaison, ma si gioca perché il pallone termina tra i piedi di Ferrara che preferisce scaricare. Romano con il mancino sul primo palo. Non arriva la deviazione di Federico che si era inserito con i tempi giusti. Non ha trovato però il pallone e dunque rinvio dal fondo per il Geraci. Esimo 1-0 il punteggio, decide la rete di Bressan. Rilancia l'estremo difensore del Geraci, poi Gonzales, Matera, ancora Bressan si allaccia da dietro, Girgenti colpisce involontariamente Federico. Romano, colpo di testa raccolto da Bonamaison. Valor va via con un quiz, poi va lungo, troppo lungo però per Guadagnoli, quindi Zummo.
Ferrara, rientra, si propone Federico, è pressato qui, la mezzala di Tumminia, Sinari che guadagna metri, Romano, Cosentino, Pellegrino, Girgenti prova a passare, chiude Okubonda, fallo qui, commesso dalla Don Carlo, guadagna secondi il Geraci. Geraci che ha vinto lo scorso girone B di promozione, il ritorno in eccellenza dopo 3 anni. Il gruppo A a fare la differenza, gente come Velardi è seria squadra. Quest'anno è una squadra che sta cercando di amalgamarsi. Ancora 0 punti, diversi ragazzi stranieri ingaggiati. Adesso è in vantaggio sulla Don Carlo. Valore. Cosentino, Romano mette giù, pressato, una secondi per riflettere, poi Cosentino primeggia nello staccare, sbaglia il rinvio, viene ancora beccato dai tifosi di casa per l'episodio che l'ha visto coinvolto su un fallo ai danni di Bonamaison. Poi qualche screzio con Gonzalez, entrambi ammoniti sia Ferrara che Gonzalez, il mediano del Geraci. Poco meno di 10 minuti al termine della prima frazione di gioco. Bonamaison passa su Federico, anzi no, pardon, era la Vardera, sbaglia comunque poi il passaggio, il 7 del Geraci. Quindi Zummo. Non è perfetto il suo rinvio, prova ad arrivare Lucera, lascia sfilare Valor. Finisce giù Guadagnoli, non c'è fallo secondo l'arbitro, poi Lucera con il tacco, bella l'idea, o meno la realizzazione. Cosentino con il fisico, la Vardera prova a puntare Bonamaison, l'ultimo tocco è il suo e quindi rimessa per il Geraci. Federico cerca Matera, Ferrara, pallone sporcato dal terzino, poi Matera sempre per Ferrara che va e apre dall'altro Ferrara. Omonimi i due, nessun grado di parentela. Cartellino giallo anche per Federico, il terzo ammonito di questa partita dopo Ferrara e Gonzalez. Apre tua la palla, tua!
Chiamatela, Pablo! Con calma il Geraci, Ramiro! c'è tutto solo largo Valor, vediamo se lo cerca Cardin che va proprio dal lato sinistro, il pallone è corto, arriva Cosentino, non è una novità. Romano con il destro a cercare Matera, Bressan, bravo qui il capitano a scaricare da Barbagallo. La mette giù Barbagallo. Cosentino. Lucera, attenzione che quando punta è pericoloso, ne ha 3 addosso Lucera, era difficile qui passare, quindi buona il fallo, la palla lontana di Lucera ma si gioca contropiede, Guadagnoli sbaglia l'aggancio, il numero 9 che poi mette fuori in attacco, è rimasto giù Bonamaison, vediamo se adesso il direttore di gara va ad ammonire Lucera, sembra di no. Comunicalo che è giallo! L'arbitro Antonio Gabrielaba della sezione di Caltanissetta va ad accertarsi delle condizioni del 7. Si rialza qui Bonamaison, si riparte Ferrara, Girgenti 1-2, prende il campo Ferrara che poi torna da Girgenti, Matera prima di lui arriva Cardin che poi lancia Guadagnoli contro Pellegrino, la tiene sulla bandierina il numero 9 che poi appoggia, viene sfruttata questa chance dal Geraci. Romano guadagna campo la Don Carlo, la bardiera scucchiaia per Matera che stoppa col petto, si alza la bandierina, si era inserito Girgenti. Tuminia, allenatore del Missile Mary, che non ha ancora avuto la possibilità di avere gli stessi 11 per 2 giornate consecutive causa squalifica e defezioni, non per ultima quella di Cosentino che è rientrato oggi, la prima presenza in questo campionato dopo 3 giornate di squalifica, entra ancora out, attenzione a Valor che mette il cross, Pellegrino dice di no, dicevo ancora out, Pastorella e Pace, Bressan, Bonamaison è di spalle, ne ha 2 addosso, gliela strappa con grinta qui Girgenti, ha di nuovo invertito i 2 esterni, Tuminia, ovvero Girgenti e Lucera, proprio Lucera non arriva su questo pallone primo ad agguantarlo Barbagallo. Gonzales con il piattone, Valor, la pressione di Ferrara. Bonamaison sta toccando tantissimi palloni, il 7 del Geraci. Ogbonda, Cardin, Bressan, torna dal numero 21. Ferrara mette in fallo laterale, guadagna metri qui il Geraci. Giovagnoli, Gonzales con il destro, la chiama Zummo, la fa sua. 2 minuti circa al duplice fischio, punteggio di 1-0. Ferrara, la barriera, Cosentino, Pellegrino, Girgenti, attenzione Ferrara, va da Lucera, corto il suo pallone, attenzione a Guadagnoli, prova in mezzo a 2 a fare la voce grossa,
più esperto, però Cosentino che ferma tutto. Matera, attenzione che a campo il Misilmeri, Lavardera, cross sul secondo palo per Lucera, raccoglie Federico che può anche pensare alla conclusione, va da Matera. Insieme Ghiotta qui per la Don Carlo, finisce giù Guadagnoli, non c'è fallo secondo l'arbitro e quindi Lavardera. Ferrara. Girgenti, bella qui la giocata del 7 con il destro, non arriva Matera, anzi sì, secondo il guardalinee perché rinvia dal fondo, non è preciso qui l'attaccante centrale della Don Carlo, sta provando a costruire. Entriamo nel recupero di questa prima frazione di gioco. Hernandez. Cosentino cerca Matera, buona Maison, bravo qui sul pallone Lavardera, poi torna su di lui Giovagnoli che commette fallo. Lavardera cambia immediatamente gioco dalle parti di Lucera. Federico, corto il suo pallone, Ogbonda dice di no. Romano, Ferrara, Lavardera con il sinistro lungo, il suo suggerimento è Barbagallo. Ultimi istanti di primo tempo tra Geraci e Misilmeri. Decide al momento il gol di Bressan al 21esimo minuto di gioco, fischietto in bocca per il direttore di gara e allora si va a riposo sul parziale di 1-0. Poi restate qui, ci ritroviamo tra pochissimo per il secondo tempo di Geraci Misilmeri, quarta giornata del girone A di eccellenza. E oggi come allora difendo la città. Pensa che tu una casa vuoi giù, pensa che tu una volta lo vuoi più. Dice sta città sei tu che ripiato, e la guarda verso chi la su, perché già sai casa come gioco una rata. Posso continuare con un buono stato, ma è una cosa grande che sostiene mai.
Fernandez, al suo posto Rudonia, attaccante sloveno classe 1995, figlio d'arte di Mladen, che segnò il gol storico della prima qualificazione a un mondiale della Slovenia, nella fattispecie nel 2002. Figlio d'arte Mladen che, pardon, figlio d'arte Roy Rudonia, che ha totalizzato anche 18 presenze con la sua nazionale nelle giovanili della nazionale slovena. A prendere dunque il posto di Fernandez, gioca un po' più sotto la punta, che resta Guadagnoli, poi in porta Barbagallo nel Geraci, difesa a 4 confermata con Cardin, Bressan e Gusso, e linea di centrocampo a 5 con Ogbonda, Bonamaison, Gonzalez, Giovagnoli e Valor. Nessun cambio invece per la Don Carlo, in porta Zummo, difesa a 4 composta da Ferrara, Cosentino, Pellegrino e Ferrara, l'altro omonimo. In mezzo al campo gioca Romano, le due mezzali sono Lavardera e Federico, e poi lì davanti Girgente Lucera con Matera. Attenzione al Geraci con Guadagnoli che si porta il pallone sul destro, scarica corto però il suo suggerimento. Guadagnoli finisce giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara. È stato bravo Pellegrino a fermare l'avance del Geraci. Break di Bonamaison, poi Cosentino apre su Ferrara. Romano mette giù. Pellegrino, Ferrara, cross, deviazione aerea di Girgenti, blocca Barbagallo. Gonzalez va lungo proprio per Rudonia. Gonzalez unico ammonito nel Geraci, dall'altra parte invece Ferrara e Federico, entrambi sanzionati dal direttore di gara. Lucera e spalla alla porta, si gira e serve Ferrara sull'auto mancino, con il mancino Ferrara va a cercare Lavardera che con il sinistro spara alto. Che occasione qui per la Don Carlo al 50° minuto di gioco. Ci ha provato il numero 26 dopo l'assist di Ferrara. Barbagallo in tutta la calma del mondo va lungo. Rudonia con il fisico apre Valor. Bonamaison, ancora il 7 a dialogare con Valor. Romano cerca una deviazione, arriva Rudonia che tocca per Bonamaison, invio dal fondo per la Don Carlo Misilmeri. Pellegrino, Ferrara viene incontro Federico, si ripropone Ferrara
che salta Ogbonda. Siamo già dall'altra parte. Ferrara con il destro, non si intende con la Vardera. Pallone a rientrare di Ferrara, movimento ad uscire invece del classe 99. Barbagallo più lungo che può per Guadagnoli, da portiere a portiere, da Barbagallo a Zummo. Ferrara, Federico Lucera, Cosentino, sono chiusi gli spazi, fa fatica a trovare il varco là Don Carlo. Decide per ora il gol di Bressan, il capitano del Geraci. Una sorta di 3-5-1-1, quello di Gaetano Mirta adesso, con appunto Rudonia che gioca alle spalle di fatto di Guadagnoli. Palla imbucata, troppo lunga però per raggiungere il classe 2002, l'attaccante del Geraci. Primo cambio per il Missilmeri. Esce Ferrara, al suo posto dentro il 22 Mancuso. Tuminian che sposta sul binario Mancino-Pellegrino, mentre Mancuso va a giocare al fianco di Cosentino. La Vardera, Ferrara, il numero 2 va centrale ancora per la Vardera. Girgenti, rientra Romano, fraseggio della Don Carlo. Pellegrino, tocca per Lucera che si accentra, entra in area Lucera. Matera e spalla alla porta, è chiuso, scarica per Pellegrino. Romano, tutto dietro la linea della palla, il Geraci, eccetto Guadagnoli. E quindi il Missilmeri è costretto a cercare la soluzione lunga, stavolta però troppo lunga, e quindi rinvia dal fondo per Barbagallo. Sbaglia lo stop, Guadagnoli. Ferrara. Cambio qui, fischiato dal direttore di gara. Sbaglia la rimessa a Ferrara. Lessan, Ogbonda al debutto con la maglia del Geraci, guadagna metri e fiducia il numero 2 e poi appoggia a Rudonia. Mancuso spazza, Girgenti si impegna ma non arriva. Buona Maison va dal suo capitano che apre con il destro per Ogbonda, di testa lo scambio con Giovagnoli. Ogbonda però non aveva inteso le intenzioni del compagno e quindi possesso Missilmeri.
Pellegrino. La sensazione è che la mossa di Tumminia con l'inserimento di Mancuso sia volta a cercare di trovare un po' più di spinta sul binario mancino, con proprio Pellegrino che mette questo pallone di fatto per nessuno. Barbagallo la raccoglie. 56esimo minuto di gioco, 1-0 tra Geraci e Misilmeri. Dai Giulia, dai! Si alza la bandierina in fuorigioco. Roy Rudonia. Forza giocare, che vogliono bene! La Bardera alza lo sguardo e cambia gioco. Pellegrino di prima per Mancuso. Cosentino. Si è aperto la Bardera. Ha preso campo Ferrara, viene servito 1-2. Ancora a dialogare la Bardera e Ferrara, che colpisce con un braccio. Quindi punizione per il Geraci. Cambio proprio per il Geraci. Esce con la maglia numero 9 Guadagnoli. Si prende l'applauso del suo pubblico. E quindi forze fresche in attacco per Gaetano Mirto. Ha fatto il suo ingresso in campo Abdelazim alla prima convocazione e dunque al debutto con il Geraci. Cambia di fatto la coppia di attaccanti. Altro cambio anche per il Misilmeri. Fuori Romano, dentro Lo Gerfo con la maglia numero 11. Probabilmente ha cambiato qualcosa anche da un punto di vista tattico qui Tumminia, con Lo Gerfo che di fatto va a fare il trequartista alle spalle di Matera. Gli esterni restano Lucera e Girgenti. Doppio play dunque con Federico e la Bardera in cabina di regia. Mossa offensiva di Tumminia. Non è la prima volta in stagione che il tecnico del Misilmeri utilizza questo tipo di alternativa. Sei come il pazzo, sì! Dietro! La Bardera cerca una soluzione. Mancuso, Cosentino. Noi siete avanti! Sbaglia il passaggio Ferrara. Sbaglia anche il Geraci, ringrazia Cosentino. La Bardera. Suola e passaggio. Pellegrino. Ora il 26 a ricevere. Poi tocco di Lucera per Pellegrino che crossa. Però la chiusura di Gonzales. Calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri. A lungo c'è Cosentino che alza questo campanile, nulla di fatto, degno dal fondo per il Geraci. Cosentino che è in rosa dal 2020 nel Misilmeri, una presenza anche in Serie A per il difensore centrale, con la maglia del Palermo il 20 marzo 2008 in un Napoli-Palermo finito 1-0. L'allenatore era Colantuono, era il Napoli di Amsi, Cravezzi e Cannavaro. Nel frattempo cambio nel Misilmeri, dentro Cerniglia, fuori Girgenti.
Mancuso di testa, poi viene spintonato da dietro Lucera, fallo dunque commesso da Ogbonda. Pellegrino con il sinistro, corto il suo traversone, Mancuso sbaglia qui il difensore centrale, era Don Carlo che viene graziato da parte del direttore di gara che fischia fallo, ci poteva stare, però il rischio che ha corso Mancuso resta la memoria dei tifosi del Misilmeri. La Vardera, attenzione al velo di Cosentino, non ci ha creduto Lucera, adesso è molto offensivo il Misilmeri, andrà a sfruttare gli spazi in campo aperto il Geraci, se ne va il Sole, campo Santissima Trinità. La Vardera, cross, Lucera, si accentra, salta un paio di avversari, scarica per Cerniglia che prova la conclusione, pallone sul fondo. Rudonia accelera, sfida in velocità Cosentino e si becca anche il cartellino giallo. Guadagna metri il Geraci, ma soprattutto secondi preziosi. Finisce giù Rudonia, intervento dello staff sanitario. Misilmeri che ha chiuso la scorsa stagione al quarto posto in classifica in virtù del distacco tra la seconda e la quinta, ovvero Enna e Mazarese, ha disputato di fatto la semifinale direttamente del girone contro il Pro Favara a Favara. La sconfitta per 3-2 con gol di Mendola nel primo tempo, di Matera nel secondo tempo. È proprio Matera che sta guidando l'attacco di Tumminia in questa partita. Ancora giù Rudonia, a ragionare Tumminia, il tecnico del Misilmeri, quale possa essere la mossa per cercare di recuperare questa partita. Lui che è alla seconda esperienza sulla panchina della Don Carlo, la prima nel 2018-2019 quando ha vinto i playoff di promozione conquistando il campionato di eccellenza. 65esimo, 1-0 il punteggio, decide la rete di Bressan al 21esimo di gioco, il secondo gol in campionato per il capitano del Geraci. Fischia l'arbitro. Viene cercato proprio Bressan, mette fuori la difesa della Don Carlo. Cerniglia, pressato da Giovagnoli. Mancuso. Altra interruzione. Poi Federico, che è già munito, deve stare attento. Tira il pallone nei cartelloni pubblicitari. Dopo sotto i tifosi del Geraci. E quindi
protesta nei suoi confronti. Era rimasto giù Abdelazim. Si riparte con il calcio giocato, è la cosa più bella, più importante. Mancuso, Cosentino, 25 circa allo scadere. La Vardera, Ferrara, 1-2, prende metri la Vardera, finisce giù, non c'è fallo. Ferrara, traversone deviato, rimessa con le mani per la Don Carlo Misilmeri. L'arbitro va ad ammonire un componente della panchina del Geraci. Costantino dice: pensiamo a giocare. Si va. Non arriva Matera di testa. Sì, invece Ferrara che controlla e va dalla Vardera che prova ad incunarsi dentro l'area di rigore. Cerniglia con calma, Pellegrino non deve farsi prendere dalla frenesia la Don Carlo. Dall'altra parte il Geraci deve provare a resistere. Lucera con il sinistro sul secondo palo, non può arrivare però Ferrara. Fallo messo da Abdelazim. Calcio di punizione interessante per la Don Carlo. Lucera ha già preso il pallone. La sensazione che andrà verso lo specchio della porta qui a Raimondo Lucera. Un po' di furbizia, prova ad avanzare un po' il pallone, viene beccato però dal direttore di gara. 69esimo, il 10 sul pallone, 4 in barriera per Barbagallo. Con bei passi Raimondo Lucera. Cerniglia si allontana l'8. Va il 10 con il destro, pallone che non gira, barriera piena per Lucera, poi liscio da parte di Ogbonda, mette fuori in qualche modo la difesa del Geraci. Brivido qui. Pellegrino. Lucera entra con il pallone dentro al campo, gliela strappa Guidogna che poi finisce giù, ma l'arbitro dà il vantaggio perché c'è Giovagnoli che imbuca a dare Zoom, ce l'ha sul destro il numero 18 che calcia Zoom in due tempi. Qui il portiere del Misilmeri, che opportunità per il raddoppio del Geraci con Abdelazim. Bravo Zoom a coprire lo specchio della porta. Federico. Pellegrino, il capitano del Misilmeri. Troppo lungo. 1-2 tra Pellegrino e appunto Lucera. Rinvio dal fondo per il Geraci. Quando mancano 20 minuti al triplice fischio di questa partita, la quarta giornata di eccellenza Cirone A Sicilia. Cosentino a Piazza Polita, qui il difensore del Misilmeri. Pellegrino, stop di petto, suola, va con il destro, da Lucera,
pressato fallosamente da Ogbonda, poi con fame Lucera va a riprendersi il pallone. Federico cucchiaia con il destro, va a cercare lo Gerfo che però non arriva, sta toccando tanti palloni il numero 11 del Missinari. Mancuso. Ferrara chiama movimento Tumminia, pretende movimento dai suoi attaccanti in questo forcing finale. Lo Gerfo, non arriva Federico, arriva sì Pellegrino che pensa per un attimo alla conclusione e poi mette giù Lucera. Il 10 entra al campo con il destro murato dall'altro 10, Giovagnoli. Rimane lì il pallone, non se ne accorgono i due, poi Cerniglia. Lo Gerfo. Lucera finisce giù, non c'è fallo. Secondo il direttore di gara e quindi possibilità di contropiede per il Geraci con Giovagnoli che apre per Abdelazim. Si fa vedere buona Mason. Sul più bello dice di no. Mancuso, ma che occasione per il Geraci, è la seconda nitida in questo finale di partita per chiudere i conti. Ancora una volta tutto parte da Abdelazim, questa volta piuttosto che tirare ha preferito scaricare per Bonamaison, ha perso qualche istante di troppo il 7 del Geraci, quindi bravo Mancuso a mettere in calcio d'angolo. Tra le braccia di Zummo, corner del Geraci. Lavardera, Federico, Mancuso, bravissimo, provvidenziale poco fa, tiene in vita di fatto il Missilmeri con il suo intervento. Lucera, apertura a cercare Ferrara che sbaglia però lo stop. Poi pressing di Lo Gerfo. Gira, 10! Va lungo Barbagallo per Abdelazim, Cosentino primeggia con il ginocchio Mancuso. Cerniglia, Ferrara, Cerniglia 1-2. Lavardera, Cosentino dice di allargarsi, Tumminia Lucera, eccolo qui il 10, prova ad accendersi Ogbonda, Rudonian, Giovagnoli, non c'è fallo secondo l'arbitro. Lucera con il tocco morbido, Barbagallo, è rimasto giù Giovagnoli, le proteste del pubblico di casa. Mette fuori il pallone Barbagallo per consentire l'intervento, vediamo se è dello staff medico del Geraci. Nella prossima giornata di eccellenza, la quinta, la Don Carlo Missilmeri ospiterà il Mazara 46, buon inizio di campionato prima di questa giornata per il Mazara 46, 7 punti in classifica, mentre il Geraci sarà ospite della capolista Nissa, 12 punti, punteggio pieno. Il 76esimo in corso, sempre 1-0. Cerniglia, bravo qui a ridare il pallone al Geraci, si becca l'applauso dei tifosi di casa.
Sta giocando poco in questa frazione di partita. Mancuso di testa. Non arriva Lucera. Quindi rimessa con le mani per il Geraci. Hogbonda. Lascia l'incarico a Cardin. Scontro fisico qua tra Giovagnoli e Cerniglia. La palla ce l'ha ancora il 10. Buona Maison. Valor. Esce Ferrara. Un po' avventata qui l'uscita del numero 2. Quindi Abdelazim che rientra. Pesca centrale. Giovagnoli. Viene durato il suo tentativo. Lucera. Va via. Torna su di lui. Bonda, applausi, il classe 2004 al debutto con il Geraci. Cross di Federico Matera, lascia Pellegrino e con il sinistro prova a far male, poi Cerniglia, Barbagallo, il pallone rimane lì, la raccoglie ancora una volta Barbagallo. Non perfetto l'intervento del portiere del Geraci in occasione del primo tentativo di Cerniglia, poi reattivo a recuperare immediatamente il pallone bianco. Rudonia contro Costantino, sempre alla meglio il numero 21. La Barbera. Cerniglia, porta palla, apre il gioco a cercare Lucera. Non riesce a tenerla in campo il 10. Poi dà il 5 a Mugbonda. Sulle gambe qui il numero 2 del Geraci che fa fatica a rialzarsi. Rudonia, la spizzata, non arriva Abdelazim. Quindi Giovagnoli. Ferrara. Pressing vincente di Bonamaison. Fallo quindi sul numero 7, calcio di punizione preziosissimo per il Geraci. Va Gonzales a battere questo piazzato. Uno in barriera per Zummo. Va la battuta, la spizzata di Bressan. Chiede calcio d'angolo qui il capitano del Geraci, non è d'accordo. Il direttore di gara rinvia dal fondo per Alessio Zummo. 80° minuto di partita, sempre 1-0 tra Geraci e Misilmeri. Pellegrino, Mancuso, Costantino, portapalla, il 21, Ferrara, Lo Gerfo, ancora per Ferrara, la Barbera con il tacco prova ad accentrarsi, commette fallo però il classe 1999. Va Barbagallo da Abdelazim, lo allaccia Costantino, non è falloso il suo intervento. Pellegrino, Lucera è di spalle, lo ferma Hogbonda.
Mancuso va dall'altro centrale di difesa. Ferrara, Lavardera prova a passare da solo, guadagna rimessa. Mette fuori Gusso, poi Abdelazim tiene il pallone in buca per Rudonia, arriva Zummo, chiama la palla, bravo qui Mancuso a lasciare al proprio portiere l'incombenza di scaraventare il pallone out. Con calma Valor, Rudonia si autolancia, il primo tocco è il suo, si lamenta qui il numero 19 del Geraci. Affretta invece Zummo di ripartire, lo fa servendo Mancuso. Pellegrino, Mancuso, Cernia, Ferrara, messa laterale in favore del Geraci. Passano secondi preziosi per la squadra di Gaetano Mirto. Cernia stoppa con il petto Pellegrino, pallone però rischioso di Federico, quindi Abdelazim. Giovagnoli ancora per il 18, è decentrato, prova ad accentrarsi Pellegrino con esperienza, si mette davanti e conquista fallo. Non c'è tempo però per rifiatare, dall'altra parte porta il pallone il Misilmeri con Lavardera. Cosentino, Federico, viene attaccato Lucera, che adesso ha accentrato visibilmente il proprio raggio d'azione. Lavardera, Lo Gerfo, Lavardera va centrale da Matera che spalla la porta, vede l'imbucata per Lo Gerfo, poi Cernia con calma la Don Carlo, ma neanche troppo perché siamo all'84esimo. Pellegrino, Lucera punta Ogbonda, sfida tra i due, bravissimo il numero 2 a mettersi davanti a conquistare il pallone. Ottima la prestazione del 2004. Poi qualche discussione tra i numeri 10. Beccato dai tifosi di casa Lucera, e poi si abbraccia con Ogbonda, bel gesto qui. Abdelazim, Mancuso, Cosentino, Lavardera, Federico, Cernia, Lavardera carica il destro, poi ci ripensa, va col sinistro sul primo palo, mette fuori Gusso. Cosentino, Mancuso, Pellegrino con il sinistro a cercare Matera, c'è anche Bressan, il pallone passa, lo mette fuori in qualche modo Bressan, si alza un campanile di testa, poi la spizzata di Giovagnoli per Abdelazim che finisce giù nel contrasto con Mancuso,
Non c'è fallo secondo l'arbitro, rimane giù il 18 che si alza lentamente. Poco più di 5 allo scadere, traversone, Lucera di testa. Barbagallo dice di no. Chance per il Missile Mary. Il colpo di testa di Raimondo Lucera. Cernia. Ultra offensivo adesso il Missile Mary. Buona Mason, l'ultimo tocco è il suo. Cambio dentro il 27 nella Don Carlo, fuori Ferrara, dentro dunque Virzi. Per gli ultimi istanti di partita gioca la carta Virzi Tuminia. Circa 3 minuti più recupero al triplice fischio. Decide al momento il gol di Bressan al 21esimo di gioco. Lucera, gioco di gambe con il mancino, lo Gerfo non può arrivare, la rimette dentro qui Gusso, che errore da parte del difensore del Geraci, resta in avanti il Missile Mary con le ultime energie, con le ultime forze. Lucera va via su Ogbonda, mette in mezzo, arriva Matera, la lascia sfilare poi e mette più lontano possibile. Buona Mason dalle parti di Zummo, adesso è un ping pong. Per il gioco di rientro di Rudonia, lascia giocare l'arbitro intelligentemente. Lucera, Mancuso, Lavardera apre le braccia, non vede il movimento di nessun compagno e quindi Mancuso. Ultimi 2 di gioco. Pellegrino è lungo il traversone. Barbagallo, bravissimo qui in uscita. Federico. Lucera va sul sinistro. Sfida ancora il numero 2 che commette fallo secondo l'arbitro e quindi calcio di punizione per la Don Carlo Missile Mary. Conquistato da Raimondo Lucera. Andrà Federico a battere. Si avvicina anche Cosentino che va a suggerire qualcosa al numero 24 della Don Carlo. Entriamo ufficialmente nell'ultimo minuto di partita. Una delle ultime occasioni ce l'ha la Don Carlo. Fischia l'arbitro, va Federico, Alberto Cosentino al 90esimo, all'ultimo istante, la riprende il Missile Mary con l'esperienza di Cosentino che pochi istanti prima va a suggerire qualcosa a Federico che l'ha ascoltato, colpo di testa vincente di Cosentino, 1-1. Nel finale per la Cigeraci, rete di Cosentino che aveva saltato le prime 3 per squalifica. 6 minuti di recupero a partire da adesso, un finale infuocato al campo Santissima Trinità. 6 di recupero. Penetra la fame, la caparbietà della Don Carlo. Che bella per il Geraci che era pronto così nei primi 3 punti il campionato. Attenzione al Missile Mary che adesso è in fiducia. Lucera si lancia un buono su di lui. Lo Gerfo para Barbagallo.
viene atterrato Abdelazim dal fallo di Mancuso, calcio di punizione per il Geraci. Bellissimo il finale di Geraci Don Carlo Misilmeri. C'è ancora tanto da vivere, 5 minuti allo scadere. Ne ha dati 6 l'arbitro. Ci sono Gonzales e Giovagnoli sulla palla. Va il numero 8 per Bressan, in testa è arrivato invece Rudonia, Parazummo, e poi non ne vuole sapere nulla di far rifiatare i suoi e pesca lo Gerfo che si mette davanti col corpo rispetto a Ogbonda. Arriva però bravissimo qui Bonamaison a mettere in fallo laterale. Pellegrino con il sinistro, fallo in attacco qui di Matera. Festeggiano i tifosi della Don Carlo. Giovagnoli. Federico per Pellegrino, testa Matera, scambio tra i due, molto che c'è a campo qui la Don Carlo Misilmeri con Virzi che prova a guadagnare terreno, poi la Vardera sbaglia qui la dose del passaggio. Minuti di partita, circa 3 allo scadere. Siamo già nel recupero inoltrato. Cerniglia, Lucera a spazio, il 10 che viene poi chiuso, torna sul pallone ancora Lucera. Gonzales, adesso attenzione perché è scopertissimo il Misilmeri e quindi porta palla Abdelazim. Abdelazim rientra, bravissimo Lucera qui su di lui. Qui Lucera ma corre ancora, che bel finale, che bella partita, ancora Raimondo Lucera da una parte e dall'altra, attacca la Don Carlo. Federico, arriva Bonamaison a dare una mano, Federico in buca per lo Gerfo scarica per Matera, ancora Federico, ce l'ha sul sinistro, la porta sul destro, fuori gioco, niente da fare per la Don Carlo. Misilmeri che tornerà in campo in settimana il 4 ottobre alle 15:30, ottavi di finale di ritorno contro l'Athletic Club Palermo. All'andata è finito 1-1 in casa del Misilmeri con gol di Lucera. C'è ancora però tempo per regalarci un bel finale. Si autolancia Gonzales che poi apre per Abdelazim, su di lui c'è Mancuso. Abdelazim ragiona, poi è troppo stanco qui Gonzales per stoppare il pallone poi folle di Virzi, a sua fortuna passa in mezzo alle gambe dell'avversario. Federico, sono stanche le squadre e si vede, ma c'è ancora campo, tempo e spazio per far male e quindi porta palla Cardin, sbaglia poi però l'apertura Costantino. Un po' imprecisa la squadra in questi ultimi minuti di partita, ne manca uno al triplice fischio. Lucera, Pellegrino, scambiano i due, mette più avanti che può Pellegrino, fallo su di lui e quindi l'ultima occasione sarà per la Don Carlo Misilmeri. Davvero l'ultima, mancano 30 secondi. Dopo questo calcio piazzato si andrà negli spogliatoi. Chiama la distanza Pellegrino.
fischia l'arbitro, va il numero 6, troppo fuori l'aria però il suo cross. Triplice, fischio, finisce 1-1 tra Geraci e Don Carlo Misilmeri. Quarta giornata di eccellenza che va in archivio per il Geraci. In gol Bressan al 21esimo, ha risposto Cosentino all'ultimo istante al 90esimo. Come già sottolineato, tornerà in campo in Coppa Italia la Don Carlo Misilmeri il prossimo mercoledì contro Athletic Club Palermo, mentre continuano le polemiche nei pressi del cerchio di centrocampo, mentre sabato 7 ottobre il Geraci sarà ospite della Nissa. Da parte di Nicolò Cilluffo è davvero tutto un ringraziamento per averci